Per raggiungere il gioco di Giustinici abbiamo due alternative, ovvero uscendo sempre sull'autostrada in direzione ponente a Pietra Ligure. La prima è salire verso proprio il paese di Giustinici e attraverso una sterrata larga si raggiunge in pochissimo tempo il gioco di Giustinici. L'altra alternativa invece è sempre uscendo sull'autostrada a Pietra Ligure, si raggiunge Loano, poi si sale in direzione di Verzi e attraverso una camminata che passa attraverso il rifugio Piano delle Bosse raggiunge in pochissimo tempo proprio il gioco di Giustinici. Invece per raggiungere il Colle del Melogno bisogna uscire sull'autostrada sempre in direzione ponente a Finale Ligure, poi si segue la direzione verso Calizzano, ovvero attraverso i paesi di Gorra si arriva. Ci sono anche molte deviazioni, Tovo San Giacomo, Bardino Vecchio Nuovo, che non dobbiamo prendere. Arriviamo proprio ad un bivio importante salendo, saranno, non so, una decina di chilometri più o meno, forse anche qualcosa in più, proprio il paese di Melogno. Da qui, girando a sinistra per circa 1,5 chilometri, arriviamo proprio al Forte del Melogno, dove ci sarà la partenza o l'arrivo, in questo caso l'arrivo, della tappa dell'Alta Via. La tappa precedente, quella che abbiamo visto dal gioco di Toerano fino al gioco di Giustinici, è stata una tappa non per nulla lunga, con dei particolari, qualcuno molto più bello, tipo il panorama straordinario sul mare proprio dal Monte Carmo di Loano, ma anche e soprattutto nel tratto precedente, tratto molto in mezzo al bosco, dove è stato caratterizzato da molte pietre in giro, non so come spiegare, dovete proprio andarci a fare questa breve tappa che uno può fare sia questa tappa di Alta Via che anche degli anelli da Calizzano, da Bardineto come alternativa se uno volesse. E è stata una tappa molto carisma, diciamo la verità. Invece questa che vi presentiamo in questo momento, ovvero quella che dal gioco di Giustinici porterà al Colle del Melogno, sarà una tappa parzialmente in mezzo al bosco con tanti bei passaggi e poi niente, un'altra caratteristica di questa tappa sarà proprio questa sterrata larga che in maniera molto, molto veloce, sono circa 8 km senza pendenze, così ci porterà proprio al Colle del Melogno. Bene, adesso venite con noi che vi facciamo vedere proprio questa tappa. La nostra tappa tra il gioco di Giustinici e il Colle del Melogno è appena iniziata. Pratica, se non ricordo male, ma un bel pezzo di percorso passa da sterrate larghe come questa. Noi ora proseguiamo di lì. Punto molto importante da sottolineare. Sappiamo benissimo che sul percorso della TV dei Monti Ligure a volte ci sono delle alternative. Noi continueremo sulla sterrata principale, ma in questo punto si raggiunge il Brick dell'Agnellino per poi si ricongiunge più avanti sulla stessa sterrata principale. Questo è un altro punto importante da farvi vedere, perché il punto indicato è la strada da cui stiamo arrivando, che incrocia questa che nella direzione che state vedendo porta a Bardineto.
Noi proseguiremo in questa direzione, in direzione sempre del Colle del Meloni. C'è un piccolo squarcio veramente bello. Sì, i passaggi che abbiamo fatto e che continueremo a fare sono dentro la foresta barbottina, che se non ricordo male da aver letto che è la foresta più grande d'Europa. Guardate ancora una volta che colori ci regala la natura. Potrebbe sembrare il cancello degli inferi, ma assolutamente tutto il contrario è l'apertura, il cancello principale del corpo forestale della foresta barbottina. La magia della foresta barbottina. Un'altra tappa dell'Alta Via dei Monti Ligure è finita. Abbiamo raggiunto il Colle del Meloni. Che dire di questa bella tappa dal gioco di Giustinici? È stata una tappa molto facile, col suo valore assolutamente, perché è una sterata larga di in cima fino a un fondo, con qualche spunto fuori dal bosco, qualche bellezza estetica e niente, e praticamente tutta un piano e discesa. Considerazioni sulle gite che si possono fare da queste parti. Quando si trovano sterate larghe si può fare un pezzetto e tornare indietro. Certo che passare per la foresta barbottina è qualcosa di veramente meraviglioso, perché soprattutto quando si trovano riflessi di un certo tipo ne vale veramente la pena. È sempre il discorso della luce che facciamo. Infatti devo ammettere una cosa, che una parte dal gioco di Giustinici fino, non lo so, alla foresta demaniale è stata anche un po' noiosa, un pezzettino, niente di più. Però poi niente, come ho detto alla fine della tappa precedente, si può usufruire della sterata larga anche partendo da Rifugio Pian delle Bosse dall'altra parte verso il gioco di Giustinici. È un'alternativa che può essere molto valida per chi si può annoiare su sterate larghe, è proprio, come ho già indicato, il taglio che porta, lasciando stare la sterata larga, che porta il break dell'Agnellino e arriva quasi vicinissimo al gioco di Giustinici. Bene ragazzi, abbiamo finito anche per oggi. La prossima tappa che parte da qua porta alla Colla di San Giacomo, come dice i cartelli. Quindi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima occasione.